Bene, siamo qui con i presidenti, il presidente dei presidenti e il presidente del Veneto per celebrare questo rito, io chiamo un po' del miglior sommelier, che è una gran bella cosa, no Presidente? Non c'è dubbio, io credo, non so ormai a Ice Veneto cosa si potrà inventare per il futuro, perché da parecchi anni che partecipo a questo evento è stata una crescita, è stata un'escalation, è stato non soltanto come luoghi che sono sempre particolarmente belli, ma come qualità di preparazione di questi ragazzi. Evidentemente laddove c'è una scuola si percepisce lo stile di comunicazione diverso e lo stile di grandissimo valore. Io già è il terzo anno che partecipo e vedo che effettivamente sta aumentando il livello di questi ragazzi qua, vuol dire che la competizione fa bene. L'asticella è indubbiamente sempre più alta e ahimè anche la giuria si diverte a alzarla ancora di più. Presidente, vuol dire che c'è un bel vivaio qui in Veneto? Speriamo di sì, io sono abbastanza certo ormai che il lavoro fatto sul campo riesca piano piano a mettere in luce i risultati di quello che abbiamo fatto in così poco tempo francamente, per cui piano piano questi ragazzi sono la più bella testimonianza che quella è la strada giusta per riuscire a incidere. Anche perché sono molto giovani, quindi ancora, diciamo prima, possono studiare ancora per altri traguardi. Certo, il pubblico avrà notato che oggi sui 10 finalisti 9 erano professionisti del settore, quindi un segnale anche particolarmente interessante da questo punto di vista. Sempre perfetta l'organizzazione, Venezia, i luoghi, le location, funziona sempre tutto bene, dico giustamente. Direi assolutamente sì, il concorso nasce con l'ambizione di diventare anche uno spettacolo che inizia a diventare un po' più interessante per il pubblico. Io credo che piano piano riusciremo ad arrivarci. C'è tanto di bello nel lavoro che fanno questi ragazzi e nei risultati poi che riescono ad esprimere, che è un peccato che non possa raggiungere il grande pubblico. Io credo che dobbiamo investire molto su quel fronte. Gli spazi belli, gli spazi esclusivi sono un aiuto per andare in quella direzione. Tra l'altro avete anche alle spalle delle aziende, ad esempio della Bonaventura Maschio, ma non solo, che in qualche modo credono in questa crescita. E quello è un altro grande contributo che ci sta facendo crescere. Il Presidente parlava di Asticella, l'Asticella si sta alzando per tutti, per cui anche sul piano delle collaborazioni preziose, le collaborazioni degli sostenitori che abbiamo trovato anche quest'anno sono state di grande conforto. È un confronto a rialzo anche con chi ci sostiene. Possiamo parlare anche miglior sommelier o no? Cosa dice? È doveroso. Comunque se l'asticella si alza, se siamo sempre più preparati, anche perché ci danno dei mezzi per cui sviluppare tutto quello che è il nostro studio, la passione, perché Ice Venezia, Ice Veneto e comunque Ice Italia ci dà la possibilità di partecipare a grandi eventi, sempre fatti benissimo, sempre con un'ottima organizzazione, e anche ovviamente la scuola concorsi, che vedo che è sempre in crescita e ha dei numeri veramente interessanti a livello di persone che partecipano, che ne vogliono andare quel gradino un po' più in su dei 3 livelli appunto di Ice. Presidente, un'ultima battuta, c'è il Vinitaly ovviamente e subito dopo avremo un grande evento, la giornata nazionale dell'olio e del vino. Però ormai questo miglior sommelier del Veneto ci ha abituati che è il momento di lancio di 2 grandi eventi, quindi ormai aspettiamo questo momento, poi dopo ci rilassiamo poi dopo un pochino, poi inizia il tour de force di Vinitaly, poi quest'anno è molto ravvicinato la giornata della cultura del vino e dell'olio, che è diventato un bel biglietto da visita per accreditarci in maniera adeguata nei confronti delle istituzioni. Complimenti per il lavoro che state facendo, auguri per il prossimo futuro. Grazie mille.